Oggi parliamo di bestemmie. Non è che ci bestemmiamo Oggi dietro. non bestemmieremo. Eppure in Italia è reato bestemmiare Dio, ma non è reato bestemmiare la Madonna. Cosa hanno fatto di male? È esattamente la stessa reazione che abbiamo avuto anche noi. Probabilmente c'entra una forma di patriarcato così viscerale, quasi inconscio, ma probabilmente è quello. Se davvero esiste un paradiso, il paradiso è pieno di bestemmiatori, perché se io fossi Dio amerei coloro che hanno il coraggio di mettermi in discussione, perché mettere in discussione è sempre, a mio modo di vedere, una forma di intelligenza. In un mondo come quello in cui stiamo vivendo, parole come dovrebbero essere parole brutte, molto più che una bestemmia. Invece noi accettiamo di vedere ogni giorno al telegiornale o nei film cose aberranti e non ci scandalizziamo quanto ci scandalizzeremmo o ci scandalizziamo perché in un reality a qualcuno scivola una bestemmia. Ciao Luca. Ciao! Ciao. Tutto a posto? Tutto a posto, tutto a posto. Fa specie vedere la tua faccia girandomi verso destra e non verso sinistra. Fa specie anche a me vedere delle camere dal punto di vista dell'obiettivo. Credo che... Luca De Gaspari, ospite con noi oggi, dall'altra parte dell'obiettivo, solitamente coinvolto in quanto parte della crew di Alchimie Venete e Kawabanga Production, la cricca che ci assiste e ci aiuta nella produzione tecnica di Campus Cast. È uno sporco lavoro, ma qualcuno lo deve pur fare. Eppure sì, come potete notare, sempre il nostro podcast e vostro podcast preferito, con forti accenti veneti e una propensione internazionale spiccata. Oggi con noi, appunto, dall'altra parte dell'obiettivo e dall'altra parte del microfono, Luca De Gaspari. Esattamente. In particolare ci illustrerà, ci porterà una componente, un elemento, una sua esperienza professionale di sviluppo di una frangia della comunicazione alquanto alternativa, o perlomeno di cui tutti sappiamo, di cui pochi parlano, se non... Esatto, in realtà non è così alternativa. Non è così alternativa, ma è qualcosa di cui... Tutti, ecco, nella bocca non di tutti, per fortuna. Non di tutti, ma di tanti. Me ne tiro orgogliosamente fuori, nella bocca nonostante di le mie radici venete al 100%. Nella bocca di Oggi tanti. parliamo di bestemmie. Esatto. Attenzione, Sì. non è che ci bestemmiamo Oggi dietro. non bestemmieremo, stiamo tranquilli. Questo è... Con dei tuoi collaboratori avete sviluppato, e troveremo appunto nella sinossi il link a questa produzione, un documentario dedicato alla bestemmia. E tu mi hai detto poco prima di iniziare questa registrazione, decisamente bestemmia e non blasfemia. Il titolo della produzione è Nomina contra Deum, quindi anche di suo un approccio classico o classicista all'argomento. È per dare un tono aulico a ciò che invece è molto terra-terra, o è una scelta di produzione particolarmente... È perché anche la bestemmia fa parte delle nostre radici, le nostre radici sono per forza il latino e sono per forza il mondo classico. Bene. E quindi... Vuoi farci un excursus? Ma sì. Prima di tutto presentati. Sì, allora io, come ha ben detto Leo, sono Luca De Gaspari, faccio parte di Kawabanga Produzioni e di Alchimie Venete, che sono le due realtà che si occupano della parte tecnica di Campus Cast, e lavoriamo come videomaker, filmmaker, freelance da quasi ormai una quindicina d'anni. Nel 2009 io ho iniziato a fare il videomaker. Per un po' di tempo ci siamo occupati principalmente, se non quasi esclusivamente, di servizi per le aziende, quindi dirette streaming, video aziendali, video di eventi, cose di questo tipo. Da un po' di anni abbiamo iniziato a occuparci di produzioni originali. Tutto è nato quasi per gioco, quando nel 2019 un mio collega doveva fare un viaggio in Tanzania per un'esperienza missionaria, ad accompagnare dei ragazzi in un'esperienza missionaria in Tanzania, e mi è venuto spontaneo dirgli: Andrea, vai in Tanzania, quando ti ricapita di andare in Tanzania, siamo videomaker, portati
portati una camera e porta a casa più materiale possibile e poi vediamo cosa farci, intanto l'importante è averlo. E così ha fatto, ha portato a casa del buon materiale e lì è nata l'idea di trasformare questo viaggio, questo resoconto di viaggio in un documentario. E abbiamo fatto le interviste ai ragazzi che hanno partecipato ed è nato Mambo Poa, che è stato il nostro primo documentario, la nostra prima produzione indipendente. Prima avevamo fatto dei cortometraggi, classico, come fanno un po' tutti quelli che fanno il nostro mestiere. Però questa è stata la nostra prima vera produzione seria. Tra l'altro oggi potete trovarlo su Amazon Prime, si chiama Mambo Poa. È piaciuto alla critica e al pubblico e abbiamo deciso di continuare. Andando avanti con altre produzioni che abbiamo fatto, un giorno nel frattempo è entrato nel gruppo Alessandro Groppo, che ricopre il ruolo di creativo, ma dalla parte non tecnicamente di tecniche di ripresa o cinematografica, ma dalla parte di consulenza linguistica letteraria. E con lui è nata questa idea. Io ho sempre creduto e continuo a credere che soprattutto il lavoro dell'artista debba essere originale, sempre e comunque. Lo sforzo più grande che deve fare un artista, secondo me, è quello di essere originale, di osare, di provare a essere immediatamente riconoscibile per quello che fa, di distinguersi dalla massa. Interrompiamo momentaneamente il nostro podcast per ricordarvi che questo episodio vi è offerto da Alchimie Venete, una rete di professionisti che sviluppa progetti orientati alla valorizzazione del territorio, l'arte e le competenze locali. Alchimie Venete aiuta aziende, istituzioni e comunità a raccontarsi meglio, attraverso la creazione e sviluppo di eventi, video e podcast legati alla memoria, la sostenibilità e l'identità culturale. Se anche tu credi che comunicare bene significhi costruire connessioni vere e lasciare un impatto duraturo, scopri il loro lavoro su alchimievenete.it. Alchimie Venete, cultura, territorio, visione. E cercavamo appunto l'argomento che fosse più distinguibile possibile. E lo ricordo, me lo chiedono sempre quando facciamo interviste di questo tipo per presentare il film, quando è nata l'idea di Nomina Contra Deum. Eravamo in macchina stavamo andando al concerto di Angelo Branduardi. E così parlando ho detto, però cavolo, prova a pensare se provassimo ad analizzare una cosa come la bestemmia. All'inizio lui si è messo a ridere, come fanno tutti quando non gli diciamo abbiamo fatto un film sulla storia della bestemmia, perché l'approccio che noi abbiamo nei confronti della bestemmia è o demonizzarla oppure riderci sopra, perché sono le uniche due vie che conosciamo perlomeno in questo periodo storico. Poi ci abbiamo meditato sopra, abbiamo iniziato a cercare in rete se qualcuno avesse già parlato di questo tema e qualcosa abbiamo trovato. Abbiamo trovato un video in cui il professor Antonello Fabio Caterino, che poi è diventato la terza mente di Nomina Contra Deum, raccontava in un pseudo podcast, non era ancora il tempo dei podcast, perché era un video abbastanza vecchio, raccontava l'origine della bestemmia in 5 minuti. Allora lo abbiamo contattato e lui è stato subito felice di partecipare a questa cosa e abbiamo iniziato a pensare seriamente alla realizzazione di questo documentario. Da lì abbiamo iniziato a raccogliere interviste il più possibile. Nel frattempo è subentrata UAR, l'Unione degli Atei e degli Agnostici Razionalisti, che ha voluto sostenere il progetto sia da un punto di vista economico, sia da un punto di vista di visibilità. Cioè, ha messo a disposizione i suoi canali e continua a farlo. E per curiosità, come sono entrati in contatto UAR con voi? Hanno ricevuto un'illuminazione, un messaggio divino oppure un collegamento ed empirico? Sì, ecco. No, un collegamento umano. Noi sarebbe stato divertente. Dovevamo fare un'annunciazione direttamente della UAR su questo progetto. Poi avrebbero potuto redimersi. Noi dovevamo fare un'intervista o spendere ancora più soldi nel vostro progetto per darghe contro effettivamente al divino. Poteva essere anche quello, sì. No, noi dovevamo fare
un'intervista a Parma e il ragazzo che dovevamo intervistare, che è Mario Mucedola, un blogger che aveva fatto nel suo blog una breve storia, un excursus sulla storia della bestemmia, non poteva fare l'intervista a casa sua perché abitava in un appartamento microscopico. E quindi è andato alla sede UAR di Parma a chiedere se potevamo fare le riprese lì. Poi lì, chiacchierando con il presidente della sezione di Parma, ci siamo messi in contatto con la sede nazionale e abbiamo presentato il progetto e loro si sono subito detti disponibili a sostenerci, insomma, in parte chiaramente, ma è stato un preziosissimo contributo. Senza di loro probabilmente esisterebbe lo stesso Nomina Contra Deum, ma non sarebbe stato quello che è uscito adesso. Grazie al loro sostegno siamo riusciti a approfondire molto di più e a condire molto di più il documentario. Ed oltre, diciamo, a questo scoglio che rappresenta chiaramente la necessità sostanziale del poter finanziare, del poter portare avanti questo progetto, altri ostacoli che possono essersi presentati sulla via, da cosa erano rappresentati? Ecco, allora, se un giovane regista indipendente si trova di fronte a uno scoglio nel momento in cui deve investire e trovare i fondi per realizzare un documentario, se fai un documentario sulla bestemmia ti trovi di fronte all'Everest, perché chiaramente è un tema veramente, veramente, veramente molto ostico da affrontare in Italia, ma non perché qualcuno ci abbia messo i bastoni tra le ruote, assolutamente no, ma perché c'è una diffidenza proprio atavica nei confronti di questo argomento. C'è gente che ci ha detto, addirittura un prete che ha scritto un libro che si intitola Come smettere di bestemmiare, quando gli abbiamo chiesto di partecipare ci ha risposto non posso. Quindi non abbiamo capito perché poi c'è invece un sacerdote che nel documentario, che è Rocco D'Ambrosio, teologo, grandissima persona, il vescovo di Noto, Monsignor Staglianò, ci aveva dato la disponibilità, poi per questioni logistiche e tecniche non siamo riusciti ad andare in Sicilia per fare l'intervista, però qualcuno si è detto disponibile. Inspiegabilmente qualcun altro ci ha detto subito di no. Oppure la reazione era, come ti dicevo prima, quella della risata. Mi è capitato di sentire un contatto dicendogli guarda, doveva fare da tramite con un cantautore molto importante anche, e gli ho detto guarda, potresti chiedergli se sarebbe disponibile a partecipare a un film sulla storia della bestemmia, e lui subito mi ha detto di no, in maniera anche molto, come a dire, cosa me lo chiedi a fare, è ovvio che no. Poi quando gli ho mandato il trailer, quando abbiamo iniziato a racimolare qualche intervista, abbiamo fatto il trailer, allora mi ha chiamato e mi ha subito detto guarda, non credo che ti dirà di sì, però volevo chiederti scusa perché avevamo capito tutta un'altra cosa. Cioè, nel senso, noi ci teniamo molto a precisare che il nostro documentario è un'analisi storico, filosofica, sociologica, linguistica del fenomeno della bestemmia. Non ce ne frega niente, e della tutela della libertà di espressione e della libertà di pensiero. Non ce ne frega niente di dire che è legittimo bestemmiare o non è legittimo bestemmiare, è offensivo bestemmiare, non è offensivo bestemmiare. Ci interessa dire che è assolutamente necessario permettere a tutti di essere liberi di pensare e di poter dire, fin tanto che non si va ovviamente a ledere la libertà degli altri. Come ci è capitato di parlare prima, non è la libertà di bestemmiare, non è incontrare un prete per strada e bestemmiargli in faccia, non è bestemmiare per irritare la persona credente che hai di fronte. Viceversa, non è altrettanto maleducato impedire a una persona di avere una certa opinione in materia, insomma, ecco. Esperti, persone appunto che avete incontrato, avete interpellato, che canoni sono stati adottati per poter dire, o che tipo di settore di interesse o che esperienza, che skills doveva avere un intervistato tipo del vostro documentario?
Allora, frequentare taverne di malaffare No. della Bassa Veneta o appunto c'era un qualcosa, come hai detto tu, giustamente, di più scientifico, di più studiato? Allora, è stato un po' un crescendo. La realizzazione del documentario è durata 2 anni, un po' per questioni fisiche, del dover organizzare gli spostamenti, eccetera, un po' per dover attendere le esigenze giustamente degli intervistati, un po' anche perché, come dicevo, l'ingresso di UAR a metà percorso ha Dato linfa non indifferente. Sì, esatto, sì. ha dato un boost per poter andare avanti ancora un po'. Diciamo che principalmente all'inizio ci siamo limitati a cercare quelli che nella loro carriera avevano in qualche modo affrontato la storia della bestemmia. Quindi Antonello Fabio Caterino per quel motivo. Tra l'altro lui un po' di anni fa aveva costituito addirittura un gruppo di studio all'università dove insegna lui a Termoli e a Bari, che analizzava il tema della bestemmia nella letteratura. Poi c'è stato Adriano Prosperi, che è probabilmente il più grande storico dell'Inquisizione in Italia. Isacco Turina è un ricercatore che sarà probabilmente ospite anche di Campus Cast prossimamente. Molto bene. È un ricercatore che fece una tesi sulla bestemmia alla fine degli anni 90. Quindi in un tempo in cui era ancora meno sdoganata la bestemmia, perché non c'erano i social e tutta la parte goliardica che c'è adesso. All'inizio abbiamo cercato quelle figure, magari registi che hanno messo bestemmie nei loro film, pochissimi ma ci sono, scrittori che le hanno messe nei loro libri, cantanti che le hanno messe nelle canzoni e così via. Poi abbiamo iniziato a cercare di chiedere la loro opinione a chi in qualche modo ha trattato la religione e la storia in senso un po' più ampio. Quindi ad esempio Alessandra Cislaghi è una filosofa delle religioni, insegna filosofia delle religioni a Trieste e ha dato un punto di vista analitico dal punto di vista religioso e della storia delle religioni. Stessa cosa a Andrea Nicolotti, che è storico del cristianesimo all'Università di Torino. Abbiamo cercato di coinvolgere altre realtà religiose. Purtroppo solo un ragazzo iraniano ha accettato di presenziare nel documentario, un ragazzo iraniano in quanto ateo però. Un membro UAR, scappato dall'Iran anche per fuggire a persecuzioni religiose, però nessun altro di altre religioni, un po' perché nelle altre religioni la bestemmia non è concepita, un po' perché anche per loro è un tema tabù. Ora ci sono posti del mondo in cui insomma non possiamo parlare, non si potrebbe parlare. Non si può neanche citare bestemmia, l'argomento, penso, perché è talmente bandita e non rischiano il ban su YouTube. Ma qualcosina di più, ecco. Quindi al di là di resistenze e opposizioni, già di per sé all'idea di poter sviluppare questo, ma forse mi dici tu essere generate più dal non aver ancora capito in toto cosa il progetto si proponeva o che tipo di mission questo tipo di documentario poteva offrire. Durante la produzione vi è mai capitato di poter dire o sentire la sensazione che potrebbe essere che non ce la facciamo a portare a termine questo? No, assolutamente no. Nonostante magari vi si ponessero di fronte ostacoli o impedimenti. Devi dirmelo tu, cioè potrebbe anche essere che tutto sia andato nel momento in cui avete iniziato e avete detto bene, guarda, anche se di 10 persone che convochiamo rispondono in 3, materiale riusciamo a metterne insieme a sufficienza per poter... Forse proprio perché siamo partiti con quell'idea, forse proprio perché siamo partiti con l'idea di autoprodurlo totalmente e quindi di non avere le possibilità di fare un prodotto così ampio come invece è stato. Siamo partiti con l'idea di avere 4-5 persone e portare a casa quelle e fare un documentario con quelle. Addirittura all'inizio c'era l'idea di fare una sorta di brutta copia del documentario, proprio per poter spiegare alle case di produzione cosa volevamo fare.
Adesso che però il documentario è pronto ci accorgiamo che neanche col documentario pronto c'è l'interesse a vederlo, nel senso che c'è proprio un rifiuto C'è stato un momento delle priori. riprese in cui qualcosa è cambiato, nel senso che lo stimolo, l'idea, in positivo intendo, anche. Beh, sicuramente l'appoggio di War ci ha aiutato tantissimo. Poi una cosa che ci tengo a sottolineare è che War in nessunissimo modo ha voluto interferire nel nostro lavoro. Cioè War ci ha detto sì, ok, crediamo nel progetto, e quando abbiamo finito il film ci ha detto ok, fatecelo vedere. E non ha mai detto no, non dovete dire questo, oppure no, non dovete dire quell'altro. E questa è una cosa per la quale ringrazierò all'infinito. Quindi il vostro ente mecenate, diciamo, si è fidato di voi. Assolutamente sì. Fidato di assolutamente voi. sì. Dopo una presentazione che immagino comunque abbiate portato. Loro siamo arrivati già col trailer. Siete arrivati già col trailer? Già con quel trailer che aveva dentro i primi ospiti che avevamo contattato più o meno vicino a casa. In termini di contenuti, abbiamo parlato dell'approccio, abbiamo parlato della metodologia, abbiamo parlato di quelli che potevano essere magari le caratteristiche dei vostri ospiti. In termini di contenuti, cosa hai scoperto? Un sacco di cose. Un sacco di cose. Perché la scontatezza, la presenza io continuerò a chiamarla, perché per me è sinonimo, blasfemia vocale, ecco, la rende, come hai detto tu, sdoganata, la rende anche sinonimo di umorismo, seppur spinto, per alcuni volgare, ma la rende, come dire, parte del sostrato, parte della comunicazione. Continuerò sempre a citare il fatto che le bestemmie dei veneti fanno parte della punteggiatura Assolutamente. di una frase. Anche quelle dei toscani. Anche quelle dei toscani. Le bestemmie degli alpini non si alzano da terra, fanno parte di quella cognitività, sì, e di quella conversazione in base alla quale, se estrapoli da un discorso la bestemmia, come diceva Marco Paolini nello spettacolo del Vajont, non è un discorso di religione, è questione di sintassi. Se cavi la bestemmia, togli la bestemmia, la frase non sta più in piedi. Esatto. Ecco. Oltre a questo, che in un certo senso rappresenta quello che è un approccio, possiamo anche definire comico, non comico, sì, comico, ma comico da commedia strutturata, certo. Ok? Cosa hai imparato del valore di questo tipo di comunicazione, di questa necessità di comunicare un dissenso nei confronti della divinità, che non smetterò mai di ragionare nei termini in cui mi è stata quella volta inquadrata e presentata dal mio prof di filosofia del liceo, dicendomi che la bestemmia è semplicemente uno dei 3 modi per pregare. Perché hai il modo di contemplare in silenzio, hai il modo di rivolgerti alla divinità pregando vocalmente, con quelle che magari sono anche le preghiere canoniche, Padre nostro, Ave Maria, sì. Ma hai anche la possibilità di rivolgerti con rabbia alla divinità. E in questo caso è la terza via, che è quella della bestemmia. Sono d'accordo, non credo sia l'unico motivo per cui si bestemmia, come hai detto tu. Nel momento in cui la bestemmia diventa intercalare, diventa rafforzativo del concetto da esprimere, a quel punto non è più arrabbiarsi con Dio, ma è semplicemente una forma di ripetizione, come a Bergamo dicono pota, come a Roma dicono carcola, e noi diciamo invece un'altra cosa. Più di una, anche perché più di una, sì, perché poi si costruisce una certa creatività semantica, esatto. Ecco, non indifferente. Nel documentario Igor Vazzaz, studioso di canti popolari toscani, fa questo parallelismo calcistico tra veneti e toscani e dice che i veneti sono tedeschi, nella bestemmia vanno giù dritti per raggiungere l'obiettivo, invece i toscani sono brasiliani, i toscani hanno la bestemmia bailada.
che è creativa, che è fatta per stupire, che è quasi un motivo di vanto per il toscano riuscire a tirar fuori la bestemmia più articolata che possa concepire. Sì, concordo che la bestemmia possa essere una forma di preghiera, inconscia molto probabilmente, perché se uno si mette con l'idea di pregare non bestemmierebbe mai. Però probabilmente inconsciamente in certe parti della giornata sente il bisogno di prendersela con qualcuno. Dare una responsabilità. Per l'ateo, sì, esatto, per l'ateo può essere me la prendo con qualcuno che secondo me non esiste e quindi non faccio peccato, non offendo nessuno. Per il credente invece me la prendo con chi dovrebbe proteggermi, con chi dovrebbe tutelarmi. Ci sta. Sempre Igor Vazzaz dice che se davvero esiste un paradiso, il paradiso è pieno di bestemmiatori, perché se io fossi Dio amerei quelli che hanno il coraggio di prendersela con me, amerei coloro che hanno il coraggio di mettermi in discussione, perché mettere in discussione è sempre, a mio modo di vedere, una forma di intelligenza. Non dare niente per scontato, ma metterlo in discussione. I migliori teologi sono atei. Esattamente. Non tutti i migliori teologi sono atei, ma una buona parte di chi effettivamente investiga la divinità, investiga il divino, è perché di partenza dice io lo nego, ma voglio investigarlo per riuscire a capire se effettivamente ho ragione e metto in discussione ciò in cui io credo / non credo. Esattamente. Io ho fatto un percorso personale su questo. Infatti la mia prossima domanda era: cosa hai imparato tu, Luca, da questa esperienza che ti ha visto ovviamente produrre, ma allo stesso tempo ti ha visto crescere, immagino, oltre che come videomaker, come appunto chi sta dietro alla produzione di un progetto di questo tipo, ma anche come persona, perché di suo il contenuto di ciò che andate a investigare trascende di parecchio quello che è la mera e semplice successione di vocaboli che messi assieme formano qualcosa di carico di energia come una bestemmia. Io ho avuto un percorso molto altalenante con la fede e molto, come dire, di entrata e uscita, diciamo così. Hai litigato col parroco? No, non ho litigato col parroco, ma io in seconda media volevo fare il prete. Poi ho fatto un periodo in cui mi ero totalmente allontanato da tutto il mondo religioso spirituale. Poi ho conosciuto il parroco del mio paese, perché mia mamma è quella che tutti chiamano una basabanchi, nel senso è molto devota, è molto cattolica. E forse per tentare di salvarmi dalle fiamme dell'inferno, all'epoca, quando avevo 19-20 anni, si rivolse al parroco del mio paese, lo invitò a pranzo da noi perché io ascoltavo la musica del demonio e voleva che il prete mi dicesse qualcosa. In realtà la risposta del parroco è stata: passami qualche CD che ascolto qualcosa anch'io. Poi il mio percorso di fede è sempre stato un'analisi, una ricerca per capire, come hai detto tu, per capire se davvero, non tanto se davvero esiste Dio, ma per capire se davvero non esiste Dio. E cercando di analizzare questa cosa ho capito che oltre agli atei che credono che Dio non esista e gli agnostici che credono di non poter capire se Dio realmente esiste, ho scoperto che esistono gli ignostici, che sono quelli che non si pongono il problema se Dio esiste o no, che non è menefreghismo, è dire: ok, sai che c'è, forse Dio esiste, forse Dio non esiste, però io devo fare la mia vita, a prescindere dal fatto che esista un Dio che mi aiuta o un Dio che mi fulmina. Ed è quella, credo, che possa essere la cosa più vicina a quello che è il mio pensiero e a quello in cui ho trovato conferma in questo documentario. Al di là degli esponenti della Chiesa, che per forza di cose sono credenti ed è giusto che lo siano, al di là dei membri di WAR, che è giusto che siano atei, credo che la maggior parte delle persone che abbiamo intervistato, magari anche senza saperlo, ma siano proprio quest'ultima forma Ma consciamente o per comodo?
È una domanda che va un po' inconsciamente fuori ma non per comodo. Inconsciamente ma non per comodo, nel senso che nel momento in cui tu studi una materia come se fosse una materia di studio universale e non la tua vita, quasi senza volerlo hai quel distacco che ti permette di essere analitico, che ti permette di essere soprattutto obiettivo e oggettivo nei giudizi, perché non hai il coinvolgimento. È come il chirurgo che non opera suo figlio, per esempio, no? Perché ha bisogno di essere distaccato dalla parte emotiva del rapporto che ha. Quindi nel momento in cui tu non ti poni il problema di avere un Dio che decide la tua vita, riesci in qualche modo ad analizzare tutto ciò che Dio è stato nella storia. Ora, pensare di essere atei e non o agnostici o ignostici e non considerare la presenza di Dio nella storia dell'uomo è assolutamente impossibile, perché da che abbiamo memoria, da che abbiamo reperti storici che ci raccontano la storia dell'uomo, c'è sempre stato in mezzo la figura del divino, che fossero gli dei, che fossero il grande spirito, che fossero Wakantakan, eccetera, eccetera. Cthulhu. Esatto. Anche quello. Esatto. Chi o cosa vi ha sorpreso di più nel processo creativo di produzione? Allora, ci sono state delle cose che ci hanno sorpreso, quasi divertito, soprattutto nell'aspetto... Allora, il documentario è diviso in 4 capitoli, quindi storia, religione, l'aspetto giuridico e l'aspetto artistico con conseguente censura, eccetera, eccetera. Nell'aspetto giuridico, il professor Persio Tincani dell'università all'epoca di Bergamo, adesso credo sia spostato a Parma, filosofo del diritto, ci ha messo di fronte a una cosa che ci ha lasciati, c'era anche Riccardo presente quel giorno, eppure in Italia è reato bestemmiare Dio, ma non è reato bestemmiare la Madonna o i santi. Quindi, cosa hanno fatto di male? È esattamente la stessa reazione che abbiamo avuto anche noi. Probabilmente c'entra una forma di patriarcato così viscerale, quasi inconscio, ma probabilmente è quello. Lui dice: io posso dire peste e corna della religione, ma non posso nominare Dio per la legge italiana. Ed è assurdo, cioè ti lascia pensare quanto sia assurdo questa cosa, perché per esempio lui dice: se io vado da un fedele e dico Dio non è immortale oppure Dio non è onnipotente, io in quel momento sto negando una delle proprietà di Dio e quindi sto offendendo in qualche modo Dio. Questa è blasfemia. Ma non è bestemmia perché non sto nominando Dio. Ecco perché ti dicevo prima che c'è questa differenza tra bestemmia e blasfemia. Lo stesso Adriano Prosperi, storico dell'Inquisizione, distingue tra bestemmie ereticali e bestemmie non ereticali. Ora, nel momento in cui io nego una delle proprietà divine di Dio, quella è una bestemmia ereticale, che già ai tempi dell'Inquisizione era punibile molto più che la bestemmia non ereticale, che era semplicemente paragonarlo a un animale. E quindi sono tutte curiosità che ti fanno pensare a quanto complesso sia questo mondo. Cioè noi abbiamo fatto un documentario di 1 ora e 20, però il progetto Nomina Contra Deum non si ferma al documentario, perché ci sono talmente tante cose da dire, da approfondire, che nessuno l'ha mai fatto, almeno noi non conosciamo nessuno che l'abbia fatto. Se qualcuno conosce, ovviamente siamo curiosi di in tutto questo, appunto, l'averlo analizzato in maniera così estensiva e parole tue, non essere ancora riusciti a completarlo, l'elemento culturale che lo contraddistingue come una caratteristica quasi esclusivamente italiana. Perché? Allora, secondo... C'entra la Riforma, c'entra Martin Lutero, non c'entra quello, perché lì si tratta di qualcosa che ai tempi veniva appunto tacciata come eresia o quasi, perché la Riforma ha portato a questo tipo di approccio nuovo alla religione o all'interpretazione prima delle Sacre Scritture, ma anche del concetto di Dio.
lì o si tratta del fatto di dire, bene, allora la riforma è quindi una bestemmia universale e la consideriamo come tale, quindi assolve tutte quelle che sono invece bestemmie individuali che, come avevamo detto prima, rimangono però confinate in un contesto cattolico. Ma allora, una cosa che è stata notata nel documentario è che, oltre al fatto che, allora, non è vero che si bestemmia solo in Italia, è vero però che bestemmiano solo i cattolici, perché ci sono testimonianze di bestemmie in Spagna, Sì. in alcune zone del Quebec francese, quindi cattolici, e in alcuni paesi cattolici tipo la Polonia ci sono delle forme che non sono vere e proprie bestemmie, ma che sono... Allora, questo potrebbe essere che la bestemmia possa essere in qualche modo la riforma dei cattolici, cioè nel senso quei cattolici che non sono stati toccati dalla riforma hanno, come dire... La guerriglia interna al cattolicesimo della riforma. Hanno sviluppato questa forma di antagonismo nei confronti della Chiesa con la bestemmia. Guarda caso, le due regioni in cui si bestemmia di più sono Veneto, l'antica Toscana. Repubblica di Venezia, l'antico Granducato di Toscana, che erano le due principali nemiche dello Stato della Chiesa. Nessuno può dirlo con certezza. Il bello di questo documentario è che non abbiamo trovato una risposta a queste domande. Però ognuno ha proposto la sua idea, ha dato la sua visione. Per esempio, a Livorno c'è un intercalare, c'è un modo di dire che è maledetta la tovaglia dell'ultima cena, che è una forma di bestemmia nascosta, no? Cioè nel senso, non nomino Dio, ma faccio capire che è quello. Per associazione di idee, appunto, ti ritrovi a... Esatto. In Shakespeare Sì. esiste, in una delle sue opere minori, esiste questa cosa in cui lui dice il sangue marcio di Cristo, che quella è blasfemia vera, cioè Sì. quello è andare veramente contro Una simbologia pesante. Esatto. Una simbologia molto pesante. Ecco perché la bestemmia è una blasfemia molto light, soprattutto ai giorni nostri, che voglio dire nessuno bestemmia con l'intenzione di maledire davvero Dio, di offendere davvero Dio o di fare in modo di far andare all'inferno la Chiesa o queste cose qui. Quindi è per quello che, secondo mio personale parere, è per quello che ad oggi la bestemmia non ha più il valore blasfemo che poteva avere anni fa. Per esempio Antonello Fabio Caterino nel documentario dice una cosa secondo me bellissima e dice: in un mondo come quello in cui stiamo vivendo, parole come stupro dovrebbero essere parole brutte, molto più che una bestemmia. Invece noi accettiamo di vedere ogni giorno al telegiornale o nei film cose aberranti e non ci scandalizziamo quanto ci scandalizzeremmo o ci scandalizziamo perché in un reality a qualcuno scivola una bestemmia. E questo insomma è il parere mio personale, che non è il messaggio del documentario, è l'insegnamento che ne ho tratto io, insomma. E questo mi fa molto piacere, in particolare il fatto che tu, ma anche i tuoi colleghi, siate riusciti a generare un percorso anche per voi stessi nell'analisi di questo. Sì. Interpretarla non solo come un'offesa a questo punto, di suo il concetto di bestemmia, ma con anche lì un carico di simbologia comunicativa, in questo senso, molto più profondo, che va oltre il semplice accostamento di un termine divinità e un termine invece della natura, Sì. chiamiamolo così. Cosa viene dopo Nomina Contra Deum? Allora, il progetto Nomina Contra Deum non vuole fermarsi al documentario, c'è l'idea di farne un libro edito da Aristodemica, che è
la casa editrice del professor War. Caterino. No. No, anzi Caterino è estremamente credente. Ed è proprio lì il bello. Lui è un credente che semplicemente non ha paura di analizzare un fenomeno che esiste come la bestemmia. Sarebbe come se ci rifiutassimo di parlare del nazismo. Siamo tutti d'accordo che il nazismo è stata la cosa più brutta che sia successa nella storia dell'uomo? Sì. Dobbiamo star zitti perché è brutta? No. Ne parliamo, ma parlare del nazismo non significa essere nazisti, anzi. E la stessa cosa è parlare della bestemmia. Poi c'è l'idea di farne un podcast per continuare, per poter dare spazio anche a chi per motivi tecnici o organizzativi non è potuto essere nel documentario. E quindi sì, l'idea è quella di continuare. Adesso stiamo comunque concentrati sulla distribuzione del documentario, che sta incontrando gli stessi scogli che ha incontrato nella produzione, ma lo sapevamo e ci va bene così, nel senso che noi lo stiamo totalmente autodistribuendo. Adesso stiamo girando i festival, anzi ne approfitto se qualcuno volesse vedere il documentario, poi comunque ne parleremo. Il documentario è disponibile a fronte di una donazione totalmente libera, quindi basta scriverci alla pagina Facebook o Instagram di Nomina Contra Deum, oppure alla mail nominacontradeum@gmail.com, per sapere come fare per donare e avere la copia telematica del documentario. Stiamo proponendo proiezioni pubbliche, quindi anche qui, se dovessero esistere, per ora lo stiamo facendo solo nelle sedi WAR, perché sono gli unici che ad oggi hanno accettato di organizzare delle serate di proiezione del documentario, ma se qualcuno dovesse essere in contatto con associazioni culturali, cineforum, cinema, TV locali, quello che è, anche lì ci scrivono e ci mettiamo d'accordo per fare questa cosa. Con WAR stavamo pensando anche di proporlo nelle scuole, che è ancora un ulteriore, sopra l'Everest ci metti il Monte Olimpo. Infatti a questo proposito volevo chiederti, affrontare temi scomodi, e questo obiettivamente è o è ancora un tema scomodo, sì. Perché offende. Sostanzialmente offende una buona parte di quella che è la società che ci sta attorno, nonostante sia in certi casi, come dicevamo prima, contemplato, accettato o sdoganato in termini di sono abituato ormai a sentire questo. Ma da un punto di vista metodologico, cosa dovrebbe cambiare in una società per poter affrontare al meglio un tema scomodo? In generale, non necessariamente quello della bestemmia. Ma io credo che tutti i temi scomodi siano scomodi perché esiste un pregiudizio. Quindi esiste una chiusura che mi impedisce di parlare liberamente di una cosa piuttosto che di un'altra. Allora c'era un anarchico russo, Kropotkin, che diceva che se noi fossimo in grado di vivere la nostra vita nei vestiti degli altri, cioè nei panni degli altri, non ci sarebbero bisogno delle leggi, non ci sarebbe bisogno delle leggi. Questo per dire che tutto quello che noi facciamo o diciamo è sempre e comunque influenzato da quello che è la nostra, passami il termine, presunzione di essere inattaccabili, di essere, oggi ancora di più, perché oggi c'è, forse a mio modo di vedere, un'esasperazione di questo autopatimento, come se tutti avessimo il diritto di essere trattati come dei principi, quando invece dovremmo anche capire che libertà è anche concedere la libertà agli altri, fin tanto che, come dicevo prima, non va a ledere la mia persona, la mia appunto libertà. Però è lo stesso tema scomodo, è lo stesso approccio che si ha quando si parla di altre minoranze, di altre discriminazioni. Ora, non per dire che i bestemmiatori sono discriminati, ci mancherebbe altro. Però c'è questo muro
che ci impedisce di essere liberi di discutere di un argomento senza essere tacciati di appartenere a qualche categoria in particolare. Ma questo succede anche quando tratti, lo vediamo molto spesso nei social, no? Se tu osi parlare di un argomento di politica, ci sarà quello che ti dà del comunista o quello che ti dà del fascista. Non esiste nessun'altra via. E la bestemmia è questo in una forma forse un po' più esasperata, cioè tu arrivi ad essere giudicato non per i contenuti che porti, ma per uno schieramento che secondo il tuo interlocutore hai scelto, non per forza perché tu lo hai scelto. Grazie. Grazie a voi. Un'analisi e anche una proposta di approccio appunto del pregiudizio verso quello che è uno, ma possono essere tantissimi altri argomenti scomodi. In questa sede, in questa situazione, abbiamo affrontato una sorta di assaggio di quello che invito tutti a seguire, ad andare appunto a ricercare e a offrire sostegno appunto al progetto Nomina Contradeum, che abbiamo capito essere in divenire e non sicuramente completato ancora. Il documentario è completato. Il documentario è completato, ma il progetto... di per sé l'essenza del progetto è qualcosa che andrà a svilupparsi ulteriormente. Ti ringrazio veramente per la presentazione che hai fatto, in questo caso parte della nostra crew di produzione, cioè Kawabunga Produzioni, non è stato soltanto da una parte della camera, ma anche di fronte alla camera, di fronte al microfono in questa occasione. Aristodemica è l'altra collaborazione che appunto porta avanti il progetto, e WAR in questo caso. Troverete tutti i riferimenti nella sinossi di questo video e dell'audio su Spotify. Chi di voi ancora sta aspettando per cliccare la campanella e seguirci in questa e nelle prossime puntate lo faccia ora, e aspetti i contenuti di ciò che verrà dopo questa particolarmente frizzante, particolarmente ispirante puntata. Non potrò smettere di notare il fatto che tu, pur parlando di un tuo approccio ignostico, abbia citato il verbo credere qualche dozzina di volte durante questa conversazione, che tu abbia mantenuto comunque un approccio estetico molto francescano, devo dire, in tutto questo. C'è ancora spazio per la fede nella tua vita. Può essere, fratello. Può essere. Luca, è stato veramente un piacere. Anche per me. Ti ringrazio ancora. Torno dall'altra parte. Torni dall'altra parte. Ringraziamo, oltre a Kawabunga Produzioni, anche Alchimie Venete per il supporto tecnico datoci durante questa e le puntate che sono state e che verranno. Una buona serata, una buona giornata, un buon pomeriggio a voi che ci state guardando e ci state seguendo. Alla prossima. Da Leo e Luca. Grazie mille. Ben fatta. Ottimo. Grazie. Molto bene. Dio ti benedica. Sempre sia con lei. Amen.